Il collega Gero Micicheggia, direttore editoriale di Teleacras, ha rappresentato Teleacras durante la puntata dell'Atlante che non c'è, in onda in prima visione ieri sera su Rai 5. La puntata ha visitato Porto Empedocle, Agrigento, Ragusa e Scicli alla ricerca delle somiglianze architettoniche tra il barocco del sud della Sicilia e i luoghi immaginari descritti dallo scrittore empedoclino Andrea Camilleri. Un viaggio in cui la letteratura incrocia la fiction italiana assieme a tanti protagonisti per aiutare a risolvere l'arcano. Ma Vigata è in provincia di Ragusa o in provincia di Agrigento? A rispondere sono stati insieme a Gero Miccichè, Donatella Finocchiaro, Gaetano Savatteri, Stefania Auci, Gianluca Tavarelli e Silvano Salvatore Nigro. Gli editori e lo staff di Teleacras rivolgono un grazie ai colleghi di Rai 5 per aver scelto Teleacras e per l'attenzione dimostrata verso il nostro lavoro. Molto simile a quello di cui parla Camilleri, anzi direi l'abitudinarietà con cui Montalbano guarda il telegiornale di Televigata e Rete Libera è assolutamente la stessa che tuttora hanno la maggior parte dei cittadini di questa provincia. Certi romanzi, come mi viene da pensare al Gioco degli Specchi, dove le due TV hanno veramente un ruolo centrale, direi, in tutta la vicenda per i rivolgimenti che si riescono a mettere in atto, diventano anche narrativamente divertenti ed efficaci. Senza le TV locali il territorio ha una voce, i consigli comunali rimarrebbero oscuri, i fatti piccoli in fondo non avrebbero una lente di ingrandimento. Ecco, quindi il potere, la forza di una TV locale è assolutamente questa. Altri 12 casi di persone positive. Leonardo Sciascia, in un'intervista a Giovanni Taglialavoro, che fu direttore di Teleacras decenni fa, disse che i giornali locali, i media locali dovevano avere il coraggio di raccontare il territorio, non vergognarsi del rischio di essere provinciali, ma provare a focalizzarsi appunto su quello che era il territorio.